Oggi è una giornata fondamentale per quella che è la fase che va in parallelo con la costruzione della metropolitana, che è il riordino dei servizi di superficie, e con l'amministrazione comunale abbiamo pianificato nel riordino dei servizi di valorizzare al massimo i parcheggi di scambio, creare le condizioni per l'intermodalità e fare attuazione alle metropolitane, che è la rete di forza. Questa è la prima apertura che facciamo. Firmiamo una convenzione per creare questo servizio sicuramente significativo per il polo ospedaliero e per l'università. Da lunedì mattina, come ho detto prima, avremo un servizio che nella mattinata ha un intertempo di 10 minuti, un autobus ogni 10 minuti, dopo le 15 un autobus ogni 20 minuti, con delle condizioni tariffarie estremamente convenienti, perché chi utilizza il parcheggio di scambio delle università, che andremo a gestire come gestione governativa per un numero di 1700 posti, di cui una parte gratuiti a servizio degli studenti e una parte a pagamento, con possibilità di pagamento giornaliero o abbonamento al parcheggio. Chiunque utilizza quel parcheggio dell'università ha titolo gratuito all'utilizzo del servizio navetta, dello shuttle e della metropolitana. Quindi 10 minuti dall'università alla stazione di Mino. Se uno trova subito la metropolitana, 9 minuti al centro di Catania, a Piazza Tesino.